Il 18 novembre la sala convegni dell'NH Hotel in Corso Cavour ospiterà il convegno Storia ed evoluzione delle professioni sanitarie, che ragionerà sul percorso filosofico, giuridico ed organizzativo della professione stessa. Le professioni comunque hanno fatto dei percorsi che universitari, dalla scuola regionale sono passate prima il diploma universitario, la laurea triennale, la laurea specialistica, i master di primo e secondo livello, il dottorato di ricerca, abbiamo colleghi professori universitari e ordinari associati, insomma c'è un fermento, però è ancora troppo piccolo e per questo in questo convegno parleremo proprio di questo, faremo questa analisi alla mattina con 3 relatori molto importanti, uno dal punto di vista appunto filosofico antropologico, uno dal punto di vista organizzativo e uno dal punto di vista gestionale, chiamiamolo così, e nel pomeriggio questa tavola rotonda con i presidenti. Il 19 novembre, alla sala espositiva Xenia di Riva 3 novembre, sarà inaugurata la mostra Più di un secolo di storia e un futuro di possibilità, che a sua volta attinge alla storia dell'archivio storico della Scuola Infermieri Professionali Guido Ascoli di Trieste. Ed è una mostra molto importante perché abbiamo recuperato l'archivio storico della prima scuola infermieri, la prima italiana fra l'altro, della scuola Giulio Ascoli di Trieste, nata nel 1914, è nato quasi per caso, nel senso che la scuola, l'attuale il corso di laurea si è spostata da Valmaro in un'altra sede, c'erano tutti questi scatoloni, li abbiamo aperti e mi sono incuriosito e abbiamo trovato un sacco di documenti importantissimi, ma veramente importanti, che danno proprio uno spaccato anche di Trieste, di Trieste dell'epoca. Pensa, solo per farti un esempio, la scuola era intitolata Giulio Ascoli, che era un medico nato a Trieste e vissuto a Vienna e che era il padre insomma della scuola, che aveva fondato la scuola, ma era ebreo, quindi leggi razziali emanate a Trieste a settembre 1938, lui era già morto, però cosa hanno fatto? Hanno tolto subito il nome alla scuola, no? E abbiamo quel decreto che lo fa e leggerlo fa ancora adesso il brivido, fa ancora il brivido, le motivazioni, no? E poi abbiamo trovato di tutto, non so, le note date alle studentesse perché non erano ordinate, e il cibo, il menù che mangiavano quella volta, le divise, no, sarà una mostra veramente importante anche perché, ti ripeto, è stata la prima scuola in Italia, al di fuori delle scuole della Croce Rossa che sono nate nel 1908, prima a Roma e il 10 a Milano, a creare le figure infermieristiche laiche, perché prima erano solo suore. La mostra sarà aperta fino al 22 novembre, orario di visita dalle 10 alle 17.